FAI di Agrigento ha deciso di incontrare le scuole superiori presso la chiesa di San Lorenzo in piazza Purgatorio per far conoscere la grande opera di recupero ambientale e paesaggistica avvenuta nel giardino della Colimbetra, proprio in occasione del ventennale dalla firma della convenzione tra la Regione Sicilia ed il Fondo Ambiente Italiano, con il quale si poté intervenire al recupero dello stesso giardino. Presente all'incontro lo stesso capo di casa siglatore della convenzione. Sarà un momento di incontro, di conoscenza sulla fondazione, sul Fondo Ambiente Italiano, sul suo statuto, sui recuperi più importanti che il FAI ha fatto in Italia. Da sempre per il Fondo Ambiente Italiano i giovani sono una priorità da sensibilizzare nei confronti della tutela del nostro grande patrimonio culturale si può difendere il nostro patrimonio culturale solo attraverso una fase di conoscenza, perché quello che dice da sempre la fondatrice del FAI, la signora Giulia Maria Crespi, è vero, che si difende ciò che si ama e si ama ciò che si conosce. Oggi è una giornata per me particolarmente emozionante perché dopo 20 anni rivivo un momento storico della mia vita, ma anche della nostra iniziativa, della Colimbetra, della nostra città, perché dopo tanto fare così riuscì finalmente a concludere un accordo tra il FAI e la Regione Siciliana, caldeggiato, ci tengo a precisarlo, la dottoressa Fiorentini, allora sovrintendente di Agrigento, che ben vedeva che si intervenisse in questa piccola valle allora distrutta, abbandonata a se stessa, lì per scomparire insomma. Adesso la Colimbetra è uno dei luoghi più amati e più visitati della Valle dei Templi, facciamo 80.000 visitatori l'anno, abbiamo un riscontro estremamente positivo. Quando si immergono al giardino della Colimbetra, dopo scrivono nel nostro libro degli ospiti, oppure quando glielo chiediamo ci rispondono, è davvero il paradiso. Ecco, questo è l'orgoglio del nostro impegno, è l'orgoglio di quello che abbiamo fatto per l'Agrigento. Gli abbiamo dato dignità e di questo ne sono estremamente felice. Non siamo più la città vista in negativo di 20 anni fa, siamo una città che ama la Valle dei Templi, che si dà da fare per valorizzarla, che si dà da fare per conservarne la storia e la bellezza e offrirla a tutti i visitatori. E su questo possiamo fondare un futuro davvero meraviglioso e noi siamo qui a dare il nostro contributo in questa direzione.